Gonos Vanadiga, malore fatale, 66enne morto. Tragedia improvvisa a Gonos Vanadiga. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi restare informato su quello che succede in Sardegna, iscriviti e lascia un like. Ti racconto subito cosa è successo. Il pensionato 66enne Mario Concas è morto stamattina mentre era alla guida della sua Ape Piaggio. L'incidente è avvenuto in via Adua, nel cuore di Gonos Vanadiga, intorno alle 9 del mattino. Il pensionato, stimato residente, è stato colpito da un malore fatale mentre guidava il suo motocarro. Il malore, probabilmente un infarto, gli ha fatto perdere il controllo del veicolo che si è schiantato contro un muretto. Ma qual è stata la vera causa del decesso? I medici del 118, intervenuti subito insieme ai carabinieri di Guspini, hanno confermato che la morte è avvenuta a causa del malore e non per l'impatto. L'autorità giudiziaria ha restituito la salma ai familiari per le esequie. Una notizia che ha suscitato grande cordoglio e dolore in tutta la comunità di Gonos Vanadiga e nella Sardegna del Sud. Faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Se il video ti è stato utile, iscriviti per le prossime notizie dalla Sardegna. Ciao e grazie per aver guardato questo video.